Assolutamente no, noi abbiamo un leader e questo leader è Matteo Salvini. Io mi sono preso un impegno con i Veneti e lo onorerò fino alla fine. Continua ad essere questa la posizione del governatore del Veneto sulla possibile corsa a Palazzo Chigi. Eppure le voci in politica continuano a rincorrersi, legate anche a una possibile evoluzione della Lega che potrebbe diventare Lega Italia, raggruppando di fatto tutto il centro-destra. Del resto in Forza Italia continuano le defezioni romane, mentre la presenza in regione si è drasticamente ridimensionata, con una prospettiva di sparire in molti comuni che vanno al rinnovo il prossimo anno. Da qui l'idea di una nuova coalizione che veda a livello nazionale uniti azzurri e leghisti, ma anche fittiani, mantenendo invece distinti e distanti NCD e soprattutto i transfughi dell'onorevole Denis Verdini. Un magma politico che deve ancora consolidarsi e che vedrebbe la Lega di fatto azionista di maggioranza, se è vero che un sindaco leghista stile Gentilini, stando alle rilevazioni di questi giorni, piacerebbe alla maggioranza dei romani. Ma finché dal progetto non si arriverà ai dati di fatto, difficile che dal governatore del Veneto giungano conferme sulla possibile candidatura a Palazzo Chigi. Presidente che piuttosto oggi lancia un chiaro messaggio su un possibile centro profughi all'ex caserma Zanusso di Oderzo. Io sono contrario agli hub e non ho mai avallato nessuna forma di ospitalità con hub regionali. Dico poi, se il tema della microaccoglienza è un tema squisitamente comunale, ogni sindaco deciderà cosa fare.